Fanno il loro ingresso lo squadrone comando e supporto logistico e gli squadroni del gruppo squadroni esploratori. L'afflusso dei reparti.
fanfara della Brigata di Cavalleria Pozzuolo e Friuli, Guarroi di formazione del Reggimento Genoa Cavalleria, 12 sciabole, 126 lance.
Stendardo del Reggimento Genova Cavalleria, fanfara della Brigata di Cavalleria Pozzuolo del Friuli, reparti di Genova Cavalleria, 13 sciappole, 130 lance, pronti per la rassegna. Vi do il benvenuto e vi ringrazio sentitamente della vostra presenza, di cui oggi siamo davvero onorati e che conferisce ulteriore lustro alla festa di corpo di Genova Cavalleria. Celebriamo oggi il 227° anniversario del fatto d'arme del Bricchetto, una delle cariche più entusiasmanti ed eroiche della cavalleria italiana, come testimoniato in maniera tangibile sul nostro stendardo, dalla presenza di ben 2 medaglie d'oro al valor militare, a ricordo dell'immane sacrificio di quegli eroi che in quei giorni scrissero una delle pagine più gloriose della storia del nostro reggimento. Rivolgo anzitutto il mio riverente e commosso pensiero ai nostri caduti di ogni epoca, che si sono immolati per la patria mantenendo fede al giuramento prestato e che ci hanno permesso oggi di vivere liberi. Il loro supremo sacrificio, il loro altissimo senso del dovere e il loro esempio ci guidano e ci sostengono nel nostro quotidiano operare. Ringrazio sentitamente le autorità locali, l'amministrazione comunale di Palmanova, in particolare il sindaco dottor Petrini e il vice sindaco dottor Martinez, la cui presenza qui oggi testimonia non solo una consolidata integrazione, ma un legame indissolubile tra il reggimento, la città di Palmanova che ci ospita dal 1947 e il territorio friulano, su cui un numero impressionante di dragoni di Genova ha offerto la propria vita durante la Grande Guerra. Ringrazio ancora gli ex dragoni di Genova, intervenuti così numerosi da varie parti d'Italia, gli ex comandanti di Genova qui presenti, e rivolgo un reverente saluto all'Associazione Nazionale Arma di Cavalleria e a tutte le associazioni combattentistiche ed arma,
giunte con i labari a testimonianza del fortissimo legame che unisce il personale in servizio a quello in congedo. Infine vorrei evidenziare che siamo particolarmente onorati della presenza delle scolaresche e dei familiari del personale effettivo qui convenuti. Ma procediamo ora a ricordare il fatto d'arme che celebriamo oggi, l'epica carica del Colle del Bricchetto. Nel 1796 Napoleone Bonaparte è riuscito a separare le forze piemontesi da quelle austriache e sconfitte queste ultime presso Dego, punta verso ovest, forte di 25.000 uomini, con l'obiettivo di raggiungere e conquistare Torino. A tentare di ostacolare l'avanzata delle forze francesi restano solo 7.000 piemontesi, che dopo una dura resistenza durata 4 giorni sono costretti a ripiegare sul Mondovì. La situazione è drammatica, non vi sono più riserve. Le poche truppe superstiti, stanche, affamate ed avvilite, sostano sulla sinistra dell'Ellero per riposarsi, prima di riprendere la marcia verso Fossano. 4 punti sul fiume sono ancora ingombri di ritardatari, feriti, concittadini in fuga. Genova Cavalleria riceve il compito di coprire la ritirata, contrastando il nemico impedendogli il passaggio dell'Ellero. La fronte da coprire è ampia e il reggimento è costretto a dividere le proprie forze. Il primo e il terzo squadrone, con i comandanti di reggimento, sono appostati alla cappella di Cristo in direzione nord, e il secondo e il quarto presso la cappella di San Bonifacio a sud. Il 21 aprile Napoleone vuole accelerare i tempi e impedire il ripiegamento delle truppe sabalde. Ordina quindi alla sua cavalleria di tagliare la ritirata ai piemontesi in modo da attaccarli con il grosso delle forze in afflusso. La cavalleria francese, di ordini del generale Stengel e del cittadino Murat, comincia l'attraversamento dell'Ellero e alle 17 è attestata con il quinto Dragoni e una aliquota del primo Ussari nella piana di Strano e si appresta ad attaccare sul fianco le forze piemontesi. L'illusione francese di una rapida conclusione della battaglia è breve, poiché in prossimità del Colle del Bricchetto è appostato Genova, con il primo e il terzo squadrone, 200 uomini, agli ordini del colonnello marchese Giovan Battista Doncieux de Champardon, che, resosi conto della situazione, nonostante la sproporzione numerica a totale vantaggio del nemico, non esita a caricare sul fianco i reggimenti francesi. La determinazione dei dragoni di Genova, la consapevolezza dell'importanza del compito assegnato fanno prima ondeggiare, poi fuggire la cavalleria nemica. I dragoni si precipitano sui francesi, che disperatamente cercano di far fronte, ma i piemontesi sono loro addosso prima che possano terminare la manovra. Un gran numero di nemici viene disarcionato dal poderoso urto. Ne nasce una furibonda mischia. I francesi, rimasti in sella, si battono coraggiosamente, ma l'ardore dei dragoni pare centuplicarne le forze. Dalle cronache dell'epoca, oggi custodite presso l'archivio di Stato di Torino e riportate dal canonico Grassi di Santa Cristina, sappiamo che in pochi minuti cadono il comandante francese, il colonnello Stengel, il comandante del quinto Dragoni ed altri ufficiali. Molti altri francesi, colpiti, atterrati e disarcionati, vengono fatti prigionieri. Il cornetta, tenente Roberto di Castelvero, rotta la sciabola, adopera lo stendardo come lancia. Il luogotenente della Rocca, benché ferito, continua a combattere e partecipa all'inseguimento dei francesi superstiti, che sciabolati dai piemontesi, ormai perduti e senza comandanti, li piegano disordinatamente. Il 5 maggio dello stesso anno, Sua Altezza Reale il Duca d'Aosta, comandante dell'esercito piemontese, decora nella piana di Carmagnola lo stendardo di Genova con 2 medaglie d'oro, perché secondo il re Vittorio Amedeo III una sola non bastava a premiare così tanto valore, con la seguente motivazione: Genova, attenti, presentare l'est! Per la segnalata prova di zelo, di fermezza, di bravura e coraggio che 2 squadroni di quel corpo hanno dato il 21 aprile 1796 nella pianura di Mondovì, attaccando un corpo di ussari e dragoni nemici infinitamente superiori di numero, rovesciandolo e disperdendolo,
facilitando così la ritirata della fanteria del re che rischiava di essere circondata. Genova, portà, left! Lì, ordo! Idealmente con me, come un tempo, a cavallo! E nel ricordo dei caduti di ogni tempo, carica! 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 Genova Cavalleria, riposo! Era del Cavaliere. Signore Dio, che hai scelto San Giorgio per dare testimonianza di dedizione al dovere, di amore al sacrificio, a difesa della patria e dei deboli, concedi a noi cavalieri di imitarne le virtù. Fa che, come lui, senza timore, professiamo sempre e ovunque la nostra fede. E gettando il cuore oltre le difficoltà e i pericoli, all'ombra dello stellato, serviamo la nostra patria. Fa che nella nostra vita fulgide e brillino la fede, la realtà, la cortesia, la generosità e l'onore, caratteristiche che abbiamo ereditato dai nostri eroi. Fa che la fedeltà a questi ideali ci dia un giusto titolo per cingere la corona della gloria. Amen.
Signori, ci vediamo qui.